Buon pomeriggio agli amici di Telecolor, ai tifosi, un'altra puntata di preview con in primo piano come sempre il Catania, perché siamo alla vigilia della partita del Massimino con il Potenza, due big del campionato, una partita importante per il Catania che ha atteso a due partite consecutive allo stadio Etneo. Ne parliamo in studio come sempre con Carlo Breve. Ciao Carlo. Marco, buonasera a tutti, buon pomeriggio. E poi alla mia destra il mago delle tattiche, in questo caso in versione Harry Potter. Ciao Ermanno Florio. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio anche a te. Invece la maga dei messaggi e dei canali social è la nostra Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio. Ciao anche Marco, a te. Buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Io vi ricordo la linea WhatsApp per interagire con lo studio al 342 77 12 855. Allora, io tornerò subito da Anna perché andiamo a fare, come sempre facciamo, il punto della situazione, perché siamo all'ultima giornata del girone d'andata in questo campionato che corre veramente, e dunque facciamo il punto delle partite che ci aspettano e poi ovviamente della classifica. Anna. Prende il via la 19ª giornata di campionato questa sera alle 20:30 con Altamura Avellino. Segue sabato 14 dicembre alle 15 tre partite: Casertana Trapani, Juventus Next Gen Messina e Turris Crotone. Sabato 14 dicembre alle 17:30 Benevento Giuliano e Catania Potenza. Domenica 15 dicembre alle 15 Monopoli Taranto e Sorrento Cavese. Alle 19:30 Foggia Picerno e si chiude lunedì 16 dicembre alle 20:30 con Latina Cerignola. Passiamo alla classifica con 37 punti, in testa alla classifica il Benevento, segue Monopoli 32, Cerignola 31, Avellino e Potenza 29, Catania e Picerno 28, Sorrento 27, Crotone 26, Trapani Giuliano 24, Altamura 23, Cavese Foggia 21, Casertana 20, Latina 17, Messina 16, Juventus Next Gen 14, Turris 11 e Taranto chiude la classifica con 3 punti. Leggiamo la classifica, grazie Anna. Carlo, e capiamo quanto è importante questa partita per il Catania, perché insomma bisogna non far scappare il Benevento lì davanti e tentare, come ora lo sentiremo anche quello che ha detto Toscano, di chiudere al meglio questo 2024. Si incontrano due squadre in salute, due squadre che stanno bene fisicamente e mentalmente, due squadre con organici veramente importanti e per il Catania è fondamentale agguantare in queste due partite 6 punti, non ci nascondiamo. Grella ieri a noi giornalisti non ci nascondiamo, lo sa benissimo Toscano, lo sanno benissimo i calciatori, per avere sicuramente a fine hanno una classifica che possa essere un po' più corta e dei punti che possono essere un po' più vicini a quelli del Benevento. Hermano, arriva un Potenza e poi lo analizzeremo a livello tattico, che viene da un momento ottimo, sicuramente viene da un 5-1 fra parentesi come il Catania. Sì, Potenza che, come ha detto benissimo il mister Breve, si è dimostrato di essere una squadra molto compatta, una squadra che sa giocare, gioca un bel calcio, che ha un tridente offensivo abbastanza duttile, che si interscambia, ma dei giocatori, dei protagonisti, soprattutto negli 11 iniziali, che sono di categoria, anche categorie superiori, e Potenza che, come è stato detto anche prima, è in gran forma, e quindi l'ha detto pure il mister loro. L'obiettivo di venire a Catania è prendere anche per loro la massima posta in palio, sì. Quindi sicuramente battaglieranno su tutte le situazioni, su tutti i palloni. Andremo a studiarlo da vicino questo Potenza di De Giorgio, sentiremo anche lui durante la nostra trasmissione, ma intanto andiamo ad ascoltare le parole di Toscano, che ha parlato poco fa, praticamente meno di 2 ore fa. Che cosa ha detto? Lo sentiamo intanto in questa prima pillola, perché ha parlato anche di ciò che aveva detto Grella ieri, che vuole 6 punti nelle prossime 2 partite, tutte e 2 in casa con Potenza e Sorrento, e poi ha parlato della situazione degli infortunati. Ascoltiamolo. La squadra questa settimana si è allenata con concentrazione, con intensità, questa è la cosa più importante, l'avevo detto già la settimana scorsa, dobbiamo finire fino alla sosta con
con raggiungere più punti possibili, per dare continuità e per dare un'altra visione del nostro campionato. Per quanto riguarda Di Tacchio, oggi ha fatto metà della rifinitura, speriamo che dalla settimana prossima possa iniziare a fare non all'intensità della squadra ma tutto il lavoro con la squadra. Per quanto riguarda gli indisponibili, abbiamo indisponibili Beters che ha avuto un forte trauma distorsivo alla caviglia, Guglielmotti non è disponibile, Di Tacchio e Celli, però recuperiamo Adamonis che veniva dal problema, dalla forte contusione che ci ha avuto, e Anastasio dalla squalifica. Toscano ha parlato anche di Castellini, perché ovviamente Castellini ha saltato l'ultima partita, quella con il Taranto, ha detto è un giocatore che è sicuramente importantissimo per il Catania, si è riaffacciato al campo, l'ha fatto in modo intermittente durante la settimana, devo gestire anche quello che è la sua presenza eventuale in questa partita. Sì, non credo che dalle parole almeno di Toscano, non credo che partirà dall'inizio, magari se ci sarà di bisogno in un frangente della gara potrebbe essere utile a partita in corso. E questo è quello che abbiamo detto su Castellini, il resto l'avete sentito da Toscano, giocherà da Monis in porta, ma insomma non anticipiamo tutto, poi lo vedremo durante la fine della nostra preview, quando vi faremo vedere la probabile formazione del Catania. Io vi vorrei dire anche, volevo anticipare un discorso che poi è la lettera di Pelligra alla fine dopo la partita con il Taranto, una lettera d'appello per i tifosi sicuramente, e poi anche una lettera accorata, sappiamo che tornerà qui con il Sorrento. È una società che è vicina in questo momento, secondo te Carlo, alla squadra in tutto e per tutto, sostiene la squadra in tutto e per tutto, cioè nel modo di operare? Credo sia stata una domanda che hanno fatto oggi a Toscano. Ho ascoltato bene l'intervista che è stata fatta a Toscano, credo sia stato Attilio che abbia chiesto se era pienamente soddisfatto e stava lavorando nelle migliori condizioni, e lui ha detto di sì, che sta lavorando nelle migliori condizioni. Non ha lavorato tutto l'anno nelle migliori condizioni, specificando che il gruppo calciatori non è stato al completo e quindi non ha potuto tirare il massimo dall'organico messo a disposizione della società. Quindi ritengo che la società stia facendo il massimo e i massimi sforzi per far stare bene tutto l'entourage, e quindi per regalare a questa città un risultato che possa garantire al Catania di stare in categorie diverse da quella che è la Lega Pro. Abbiamo parlato della nota di Pelligra, l'abbiamo visto anche in queste immagini, nota che è arrivata appunto dopo la vittoria per 5-1 con il Taranto, e tu ricordavi che Toscano ha parlato di questa situazione durante la conferenza stampa. Hai citato alcuni argomenti di cui ha tratto spunto, noi siamo andati a prendere proprio la parte in cui parla proprio della società, di questa società giovane, ancora giovane sicuramente, ma anche parla Toscano del rendimento casalingo della squadra, per cui andiamo ad ascoltare queste due considerazioni del tecnico. Questa società, se è una società giovane, si è insediata da quanto? 2 anni e 3 mezzo. anni. Straniera, in una piazza così grande, dove nella costruzione devi costruire tante componenti e su tanti livelli, ci vuole del tempo per capire dove sbagli, dove puoi fare meglio, dove devi correggere, dove devi migliorare, che non è solo il campo, ma anche mio con i calciatori, con la squadra, avere un'unica direzione, quella è la cosa più importante. Oggi abbiamo parlato con la squadra di questo dato oggettivo, che i numeri dicono questo. Abbiamo scelto Catania, una piazza sì importante, l'abbiamo scelta per cosa? Per essere ambiziosi, per il successo, per vincere. Allora dobbiamo essere anche bravi, la pressione chi ce l'ha? I più forti. Penso che le squadre di media classifica abbiano pressione, quindi deve essere un privilegio avere la pressione, e la devi vivere nel migliore dei modi, poi la devi anche saper gestire.
questa pressione e trasformarla in una molla energetica per essere più incisivi, per essere più determinati. Oh, la molla, insomma, abbiamo detto della società e abbiamo sentito anche le parole di Toscano in tal senso, ma parla anche del rendimento interno, di questa pressione che arriva da un pubblico eccezionale, caloroso, numerosissimo allo stadio Massimino, una pressione che però, dice Toscano, arriva solo per i migliori e dunque dobbiamo reggerla. Vedi, questo è un concetto a cui io tengo molto e che ho sempre trasferito alle mie squadre, ai miei gruppi di lavoro, perché ci sono dei calciatori che nell'arco di una carriera non giocano mai una partita decisiva e allora navigano sempre in campionati di media classifica e tra parentesi non c'è questa grande pressione di una finale, di una partita per vincere il campionato, di una partita per non retrocedere e c'è una carriera dal punto di vista mentale piatta. Come ha detto Toscano, lui ha vissuto 4-5 promozioni, ha vissuto tante partite importanti, sa come gestire determinate pressioni, ha scelto secondo me giocatori che siano in grado di sapere gestire determinate tensioni. Se si viene a Catania, si sa che a Catania si viene perché si deve vincere, perché si devono sapere gestire determinate pressioni, perché si ha il privilegio di giocare delle partite importanti, delle partite per andare su, per andare in Serie B, così come quando si era in Serie A si è giocati anche delle partite per non retrocedere, da o vinci o vai fuori. Lì la pressione deve sapere essere gestita e ci vogliono giocatori che sappiano gestire determinate tensioni. Quindi secondo me è un privilegio in queste situazioni per un giocatore trovarsi in queste situazioni. Anche perché chi naviga in queste categorie è difficile che ogni domenica quando gioca in casa si ritrova sempre 17-18 mila tifosi che comunque hanno delle pretese importanti perché Catania ha fatto delle categorie ovviamente superiori, quindi il tifoso catanese pretende. E ovviamente la pretesa l'ha detto l'Olivera, l'avevamo vista 2 settimane fa, se il Catania va bene, se entri nel cuore dei tifosi, il tifoso diciamo ti ridà tutto, parlava dare tutto per la maglia, per no? la maglia, ma ovviamente quando invece le cose non vanno proprio nel migliore dei modi, ovviamente il tifoso ti fischia, va via prima e ovviamente quelle cose lì a livello mentale le puoi gestire solamente se hai una personalità, un carisma forte. A proposito di carisma, il Catania l'ha dimostrato nella partita di Taranto, l'hanno dimostrato alcuni interpreti che poi hanno anche postato, no, sui social la soddisfazione per questa vittoria importante, nonostante le difficoltà del Taranto, numericamente importante anche nel punteggio. E allora io vado da Anna, che come al solito ha fatto un po' il giro dei social per vedere i giocatori come hanno reagito al successo. Anna. Esatto Marco, parliamo di social e vediamo cosa hanno pubblicato i nostri calciatori. Iniziamo appunto con questa immagine di Stoppa e Jimenez. Stoppa, che dire, sicuramente nelle ultime 5 partite ha fatto un cambio notevole, un miglioramento notevole. Jimenez invece che con il suo nuovo ruolo brilla sempre di più e insieme hanno pubblicato questa immagine molto carina, ho scritto Chill Guys. Passiamo all'immagine invece di De Rose, che sicuramente ha passato un periodo difficile, dei mesi difficili, l'ho anche detto in un'intervista, e appunto scrive quanto mi sia mancata perché ha giocato sin dal primo minuto, però ha dimostrato determinazione, voglia di lottare. E passo all'ultima immagine, che è quella di Lunetta, che scrive: il primo di una carriera ricca di successi, bravo Carmelo Forti, te lo meriti, perché Forti ha segnato il suo primo gol in maglia rosso-azzurra all'86esimo e ha deciso di festeggiare su TikTok pubblicando questo video. Lo vediamo, no? Questo video e questo gol, Carlo, e l'esultanza soprattutto che io ero a Taranto, vai con sto Foggia, a Taranto e ho festeggiato insieme a Forti, perché indubbiamente è vero che era il gol del 5-1, ma è un gol importantissimo che ricorderai tutta la vita. Per un ragazzo catanese, guardate che belle immagini, sono tutti contenti e tutti lo vanno ad abbracciare. Per un ragazzo che è nato a Catania e giocare con la maglia della propria città e fare gol è un'emozione incredibile. Quindi
Io personalmente a Carmelo ho fatto la preparazione off season quest'anno, quindi l'ho seguito prima che andasse in ritiro. Ripaga soprattutto quelli che sono stati dei sacrifici fatti da lui e dalla famiglia da quando era praticamente una piccola peste, diciamo, giocava nei campetti di periferia, per un ragazzo del Librino 2006, anche come incipit, come anche proprio simbolo, no? Riscatto. Di riscatto di persone che vengono spesso emarginate, ma che col calcio, attraverso lo sport, riescono a risalire la china ed essere in qualche modo degli idoli anche per questi giovani calciatori. Ermanno, io resto da te perché per chiudere questa prima parte di preview, ricca prima parte di preview in cui abbiamo affrontato tanti temi, e tu hai focalizzato il tuo sguardo, la tua lente di ingrandimento su un giocatore che ha fatto tantissime presenze, soprattutto si è saputo ritagliare uno spazio grazie alla sua d'utilità tattica e alla sua capacità di sacrificio. Sto parlando di Raimo, che giocherà probabilmente anche domani, e tu hai raccolto questi dati. Io l'ho chiamato l'equilibratore, ma insomma si può definirlo in tanti modi, ma certamente un giocatore utile. Sì, diciamo che gli infortuni di quelle che sono considerate le prime linee gli hanno aperto le porte per una continuità di rendimento che poi è stata sempre più un crescendo. Inizialmente non aveva tanto convinto, sembrava un giocatore da compitino, pian piano, prendendo minuti, prendendo consapevolezza mentale e soprattutto fisica, ha iniziato a far vedere le sue grandi qualità. Quel ruolo, il quinto o il quarto largo a centrocampo, diciamo che il suo ruolo ed è il suo ruolo proprio perché lo dimostrano i dati, la d'utilità in entrambi le fasi. Intanto, Ermanno, volevo nella grafica fare vedere appunto questa mappa di calore, poi dopo tu poi la spiegherai ancora meglio. Ovviamente la freccia che vedete è il senso del campo, e vedete come occupa lo spazio sia nella parte di difesa destra, che nella parte d'attacco. Ti ho interrotto solo per spiegare quello che vediamo. Hai sottolineato semplicemente quello che dicono i dati, perché Raimo dimostra di saper fare entrambe le fasi in maniera brillante. Infatti la percentuale di dribbling vinti, la percentuale di 1 contro 1 difensivi, quindi di duelli difensivi vinti, che sono entrambi superiori al 60%, ci dimostrano come il giocatore sia un giocatore molto presente in entrambe le fasi della partita, quindi nella fase di attacco e nella fase di difesa. L'heatmap sottolinea ancora di più, vediamo come spinge tanto in avanti, soprattutto nella parte bassa del centrocampo, ma si vede tanto il lavoro di sacrificio anche e di ripiego che fa difensivamente, ritornando spesso e molte volte accentrandosi e riformando, ricompattando quella che è la linea che in fase difensiva si va a formare, la linea 4, la linea 5, in fase diciamo di difesa, gli ultimi 20-25 metri. Giocatore che tra l'altro si spende molto anche negli ultimi 20-25 metri, infatti i dati ci fanno vedere come nei 90 minuti fa almeno 2,5 cross a partita, e calcia, diciamo, in media una volta a partita. Abbiamo visto degli errori, però ad esempio il gol di Montalto a Taranto è frutto di una sua conclusione, vero? No? Non pericolosissima, su cui Del Favero non è stato eccezionale, però la sua combinazione con Gherardi e il tiro hanno portato diciamo quel che gol. non è un giocatore lucidissimo negli ultimi 10-12 metri, l'abbiamo visto contro forse il perché Trapani, corre tantissimo. corre tanto, Esatto. non ce l'ha nelle corde, non è un grande goleador, però è un giocatore che si spende tantissimo, e giocatori come Raimo, allenatori come Toscano di garra, diciamo, in qualche modo ne vorrebbero a Ma bizzeffe. tutti gli allenatori vorrebbero giocatori ma tu come lo dici Raimo. sempre nelle Quando telecronache che è un perché il giocatore giocatore per un allenatore perfetto, perché sì. quando sta fuori sta zitto, lavora e fatica. Quando entra in campo e gioca non Dà il sbaglia suo. mai una partita, perché non ha sbagliato ancora una partita. È vero. Dimmi tu un errore è vero. tattico o tecnico di Raimo per cui il Catania ha preso un gol. No, assolutamente, No, è vero. non spicca, diciamo, in fantasia e personalità. Se no giocava in Serie A. Esattamente. Se no avrebbe giocato in Serie A. No, però cioè quel metodo, no, di lavoro costante, Tantissima non staccano intensità, vista assolutamente. Sì. Anche uscite con palla al piede fatte bene, viene dalle giovanili della Fiorentina, Fiorentina non è e che- Napoli, non è stato al Canicattini, con tutto il rispetto. Con tutto il al rispetto, Canicattini. ovviamente, Ha e il tifo per giocato gli amici di Canicattini. Abbiamo anche Però- giocatori della rappresentativa del Canicattini, Esatto, quindi Senti, nessuna...
Ragazzi, ci fermiamo? Ci Yes. fermiamo, prima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo per parlare un po' più diffusamente dell'avversario del Catania, del Potenza, fra poco. Ritorniamo in studio, seconda parte di preview, vi dicevamo andiamo ad analizzare l'avversario del Catania, cioè il Potenza. Andiamo intanto a leggere la scheda del mister che è De Giorgio, che fra parentesi abbiamo messo nel titolo non più ad interim, perché praticamente era stato il suo destino nella stagione scorsa, subentrando per una gara, dopo l'esonero di Colombo, poi dopo Lerda, poi dopo Marchionni, insomma adesso non è più ad interim, adesso è allenatore del Potenza, sta facendo anche bene sicuramente in questa stagione. Andiamo ad ascoltarlo un minuto della conferenza stampa e poi andiamo a parlare di queste sue dichiarazioni anche con un collega di Potenza. Sentiamo. Arriviamo a questa partita nel miglior modo possibile, ecco, veniamo da una vittoria importante, una vittoria che ci ha portato a 29 punti, ecco, un bottino importante. Dico che è anche bene incontrare subito una partita vinta così il Catania, perché credo che sia una partita che si carica da solo, sappiamo tutti l'importanza della gara, sappiamo il valore dell'avversario, sappiamo che tipo di piazza è Catania, quindi secondo me arriva nel momento migliore, perché comunque vedo i ragazzi concentrati, perché sono a conoscenza della partita che andremo ad affrontare. Ci arriviamo mentalmente, fisicamente, ci arriviamo bene, poi abbiamo recuperato anche qualche giocatore in più, rientra Schimo dalla squalifica, Dauria ieri si è allenato, quindi ci arriviamo nel modo secondo me migliore. Ritorniamo in studio, io vado invece subito a collegarmi con Federico Pellegrino di Telenorba. Ciao Federico, buon pomeriggio, abbiamo sentito De Giorgio, puoi darci qualche indicazione in più sulla situazione al momento a Potenza e magari su qualche ipotesi di scelta? Ciao Federico. Ciao Marco, ben ritrovato. Beh, sostanzialmente arriva a questa sfida De Giorgio più sereno, più rilassato, voi chiaramente per la vittoria contro il Latina, che è come se gli avesse fatto centrare un primo mini traguardo stagionale prima, diciamo così, della pausa natalizia, che era quella di arrivare a 29 punti. Lui aveva messo nel mirino da tempo questa cifra. È una squadra che si sta esprimendo su ottimi livelli, che sta facendo davvero bene, andando secondo me anche oltre quelle che poi erano le aspettative stagionali, che erano quelle di una salvezza tranquilla. Quindi per questo motivo arriva il Potenza alla gara del Massimino con anche qualche dubbio di formazione, e questo sicuramente è positivo. Ci sono due ballottaggi sostanzialmente che vanno verificati, che è quello tra Sciacca e Millesi al centro della difesa al fianco di Verrengia, e poi manteniamo comunque aperta una finestra per Dauria oppure Schimmenti sulla sinistra, con Rosafio a destra, e quindi per questa ragione ci sono due dubbi per De Giorgio. Per il resto squadra confermata, che si affida all'ottimo momento di Salvatore Caturano, che proprio contro il Latina, Marco, ha tagliato due bei primati. Il primo è quello dei 10 gol, sicuramente va in doppia cifra per il quarto anno consecutivo Caturano, e poi ha segnato 40 gol ufficiali con la maglia del Potenza. E invece, infatti, analizzeremo, Federico, quelle che sono le caratteristiche di Caturano, che fra parentesi conosciamo tutti molto bene, soprattutto in questo campionato di Serie C. Mi dici qual è l'obiettivo reale del Potenza per questo torneo? Ha veramente l'obiettivo di salire?
Ma più che salire, io credo a questo punto lottare per una dignitosa posizione playoff, diciamo per una posizione playoff che consenta al Potenza almeno di giocare 1 o 2 turni in casa, ecco, mettiamola così, ma quello che conta in questo momento è la crescita della squadra e quindi chiaramente il banco di prova del Massimino arriva a pennello per vedere proprio realmente questa squadra come si può confrontare e in che termini con una big del campionato come la formazione di Toscano, che ha qualche punto indietro rispetto, diciamo, alla tabella di marcia che ci aspettavamo tutti, e quindi il Potenza assolutamente si misura con una delle squadre che a mio avviso è chiamata nel 2025 a dar assolutamente fastidio al Benevento, all'Avellino, al Cerignola e chi si trovi da quelle parti, e chiunque si trovi da quelle parti, scusa. Vabbè, non ti preoccupare. Grazie Federico Pellegrino di Telenorba, grazie per la tua partecipazione. Ci risentiamo per le prossime occasioni. Grazie ancora, buon pomeriggio di nuovo. Grazie allora, a voi. Carlo, qualche dubbio ci diceva il collega lì davanti, Schimmenti Dauria, soprattutto l'ha detto anche De Giorgio, Schimmenti recupera dopo la squalifica, era un momento di calo, però ha recuperato la condizione proprio in questa giornata di squalifica con il Latina, mentre Dauria è sicuramente un giocatore che conosciamo tutti, che però non sta magari al meglio. Diciamo che Schimmenti è l'alternativa naturale a Rosafio, perché sì. è un mancino, Sì. quindi ha sempre giocato Schimmenti, ha fatto tra l'altro benissimo, 5 gol, quindi giocatore importante del 2002 di grandissima prospettiva, però è stato chiaro il mister De Giorgio dicendo domani gioca Rosafio. Esatto, per cui Quindi poi alla fine il ballottaggio può essere quella lì, esatto. il ballottaggio è quello. Io ritengo che abbia un organico forte il Potenza, non è una squadra che poteva stare lì a lottare per la retrocessione, cioè Radi è un altro centrocampista veramente importante, viene ex Juve Stabia dove ha giocato quasi sempre l'anno scorso, e Felipe è uno dei centrocampisti che l'anno scorso mi ha colpito di più a Crotone, un vero play, una vera diga davanti alla difesa, assomiglia un po' al nostro De Rose, un po' più giovane, quindi giocatore veramente di grande qualità, importante, che dà grande solidità al centrocampo del Potenza. E poi lì dietro Verrengia, che è un giocatore di grande qualità perché è un ex centrocampista e sa far uscire bene la sua squadra. 4-3-3, vabbè, poi andremo a vedere anche molto bene, la formazione, fra parentesi fatto bene. Io torno da Anna perché abbiamo dato spazio ai social, ma adesso diamo spazio, Anna, ai messaggi dei nostri telespettatori da casa. Esatto, sono arrivate alcune osservazioni per i nostri ospiti e ci scrivono: ciao, sono sempre più convinto che il problema del Catania, oltre alla situazione estiva, sono stati gli infortuni di Tacchio e Sturaro. Già con il ritorno di Sturaro si è visto un Catania diverso. E ancora, agli ospiti studio, con il ritorno di Castellini e di Anastasio si sistema anche la difesa. A me piace molto Gega, gli darei più spazio, Ierardi ha qualità ma in chiave difensiva commette ancora ingenuità. E su Ierardi abbiamo un altro messaggio, ci scrivono: volevo chiedere allo studio cosa pensano di Ierardi. PS, complimenti, il programma è ben impostato. Anna, sei bellissima e professionale. E questo va bene, su questo non ci sono dubbi, complimenti alla nostra Anna. Ierardi, allora, c'è chi ha dei dubbi perché lo spettatore diceva è bravo ma magari commette qualche ingenuità di troppo lì di dietro. Le ingenuità le fanno tutti, certo, le fanno anche noi. anche i più bravi come Di Gennaro, che certo, secondo me è il difensore più forte che il Catania, ha commesso degli errori che sono costati dei punti. Ierardi, credo che il suo rendimento sia abbastanza buono, sopra la sufficienza, che possa dare di più, ci credo, perché ha struttura fisica, secondo me è un difensore adatto per una squadra che vuole lottare per il vertice. Su Gega sicuramente un giocatore che è tenuto sotto osservazione, un giocatore è arrivato quella in partita ha ritardo, giocato bene. Un giocatore che sicuramente doveva acquistare una buona condizione fisica, nel momento in cui l'ha acquistata e ha giocato si è fatto male, quindi deve adesso
riacquistare punti per essere utile di nuovo al Catania. Sturaro di Tacchio, l'abbiamo detto in tutte le salse da 3 mesi che lo ripetiamo, è chiaro che quella tipologia di idea che aveva Toscano la sta ritrovando adesso, ha dovuto adattarsi in tanti modi negli ultimi 2 o 3 mesi. Torno da Ermanno per vedere le statistiche di Catania e Potenza in vista appunto della partita di domani al Massimino. Andiamo ad analizzare 2 squadre che sono simili per taluni aspetti e invece profondamente diverse sotto altri. Simili, l'aspetto che le assomiglia di più è i punti in classifica, diciamo, hanno gli stessi punti se non fosse per il punto di penalizzazione del Catania. Sì, sono 2 squadre che sicuramente sotto certi aspetti sono molto, molto simili. Vediamo per esempio nella pericolosità sul tiro, sia il Catania che il Potenza si rendono sempre molto pericolose quando vanno in calcio in porta, e soprattutto vediamo che la similitudine si vede pure sul PPDA, che sarebbe, diciamo, la poca continuità nella costruzione, nello sviluppo del gioco avversario. Infatti sono 2 squadre che amano spezzare molto lo sviluppo del gioco dell'avversario, permettendo poco fraseggio e andando tanto a battagliare soprattutto nel centro del campo. Altra peculiarità è quella dei dribbling 1 contro 1. Vediamo come il Potenza si è anche messo in classifica meglio del Catania. Questo rispecchia sia nel Catania che nel Potenza le caratteristiche tecniche ottimali di fantasia e soprattutto la caratteristica tecnica del dribbling di 1 contro 1 che predilige nei riferimenti offensivi sia del Catania che del Potenza. Il Potenza abbiamo detto Dauri, abbiamo parlato di Caturano, abbiamo parlato di Rosafio e altri. Nel Catania abbiamo visto Raimo prima nei vari dati, ma potremmo parlare di Stoppa e Jimenez. Le differenze più nette stanno nel possesso palla e nei tiri da fuori. Possesso palla che il Catania in realtà nelle ultime 5 ha fatto alzare, come se ci ricordiamo 6 settimane fa, quando l'ho presentato per la prima volta, stava al 42%, quindi sicuramente Catania che sta cambiando trend sotto questo aspetto, però ancora ovviamente è un dato abbastanza basso, mentre il Potenza, anche per il suo modulo, preferisce costruire e manovrare anche con dei passaggi un pochettino più orizzontali. Ma il dato che ci differenzia di più è proprio i tiri da fuori area. Tiri da fuori area che il Potenza cerca e soprattutto che mettono molto in risalto quelle che sono le doti tecniche dei riferimenti. Anche prima il mister parlava di Felipe o di Erradi. Sono calciatori che sanno calciare da fuori e che lo fanno con continuità. Catania che invece lo fa un po' meno, infatti è quintultima, diciamo, nella classifica generale di Serie C, dei tiri. perché ama entrare più con la palla dentro area rispetto a calciare da fuori. Allora Ermanno, io resto da te perché andiamo ad analizzare un po' di più il Potenza con i tagli che tu hai fatto, ad esempio partendo dalla chiave, diciamo, dalla fase di non possesso, una situazione che tu hai notato è che soffrono un pochettino la palla dietro la linea, no? Dietro la linea difensiva. Palla dietro la linea, prima il collega ci diceva dell'alternanza non solo in avanti ma anche il dubbio tra Sciacca e Milesi. Diciamo che questo dubbio si presenta da inizio anno ed è un focus su cui bisogna tenere grandi attenzioni, perché sono entrambi giocatori che, come vedremo nei tagli, su quella zona lì, su quelle situazioni lì soffrono molto. Andiamo a vedere proprio il primo. Questo col Giuliano, qui vediamo proprio su quel difensore di destra, diciamo difensore centrale di destra, che sbaglia la marcatura, non stringe la marcatura, che non riesce a scappare con i tempi giusti e viene tirato fuori, poi c'è il rigore. Qui invece col Monopoli, qui è Milesi a non coprire bene la profondità, si fida troppo della sua qualità tecnica e poi il Potenza segna l'1-0, forse l'unico tiro del Potenza nei 90 minuti. Andiamo a vedere la seconda clip, perché racconta un po' la stessa situazione, questa volta con la Casertana, se non vado errato. Però no? con delle situazioni diverse. Prima la squadra avversaria sviluppava, quindi veniva da uno sviluppo, qui invece da una transizione. Vediamo come anche in queste situazioni i difensori del Potenza facciano fatica a scappare dietro e a coprire bene lo spazio alle loro spalle. Questo invece è una situazione diversa, sempre su transizione. Qua vediamo come Rillo, altro giocatore bravo nello spingere in avanti e nella costruzione, un po' meno bravo nella fase difensiva, e qui si fa tagliare perché guarda solo palla, non riconosce ciò che ha alle spalle, e la palla passa e arriva
ottimamente il giocatore del Latina. Chiudiamo la fase di non possesso, poi voglio sentire anche Carlo sui duelli aerei, no? Dove forse loro non sono, o almeno fino ad ora, non hanno dimostrato di essere irreprensibili. Ecco. Non sono perfetti e si vede soprattutto su queste palle da cross, come mi hai anticipato bene tu, dove non leggono bene né il punto di caduta della palla né anticipano il terzo tempo dell'avversario. Qui è un esempio con Latina, vediamo sempre Rillo, che è il terzino di destra, che non legge questo inserimento, salta. Se salta, in realtà forse neanche salta dopo e si fa anticipare. Qui dall'altro lato invece è Novella che viene preso alla sprovvista. Anche qui su un inserimento il terzino del Potenza non legge il punto di caduta del pallone e non salta su questo corner. Qua invece vediamo proprio una postura completamente sbagliata di Milesi, difensore che già ho analizzato prima, che è posizionato al contrario e permette all'attaccante del Potenza che si era inserito dentro area di saltare comodamente. Allora Carlo, fatto il quadro della situazione, Ermanno ha fatto i tagli fatti veramente molto bene. È chiaro che nei numeri è una squadra che dietro ha qualche problema, mentre metà campo e davanti sono veramente tanta roba, lo testimoniano i numeri: 21 gol in 3, i 3 attaccanti. Sono veramente tanta roba. Sono numeri importanti, è vero. A proposito di numeri, quanti messaggi sono arrivati, Anna, alla nostra WhatsApp line? Tante domande e inizio con questa. Ciao a tutti, un saluto a Marco. Vorrei parlare degli attaccanti. Può il Catania reggere col solo inglese? Ci saranno altri innesti sul mercato? So che Montalto ed Andrea sono validi, ma tranne rare eccezioni non hanno tanti gol nelle gambe. E ancora, questione portiere. Secondo me ci serve come il pane, non abbiamo un vero numero 1 all'altezza. Attacco e porta, no? Sì. Per cui allora non abbiamo, dice questo. Allora, i gol ce li hanno nelle gambe, allora, perché li hanno sempre partiamo fatti. dagli attaccanti. I gol li hanno sempre fatti Montalto ed Andrea. Quest'anno è vero, hanno un attimino dal punto di vista realizzativo deluso le attese. I piccoli segnali di ripresa col gol di Montalto domenica, ma è stato molto chiaro anche Toscano la settimana scorsa a dire che queste 3 partite sarebbero state decisive per qualche uomo della rosa e magari avrebbe deciso il futuro, magari si riferiva proprio a Montalto o ad Andrea o chissà qualcun altro. Capiremo nel corso del tempo. Di certo che ricordiamo se fa gol in queste 2 partite ancora Montalto si guadagnerà la riconferma. Ricordiamo inoltre che il Catania ha tantissimi esuberi e sembra che insomma debba prima piazzarli. Il problema è sempre lo stesso, per cui ricordiamoci anche questo in fase di mercato di gennaio. Per quanto riguarda il portiere, se ogni volta che il portiere fa un errore, è stato grave pure quello di Betters domenica a Taranto, anche se è stato influente perché il Catania era già in vantaggio di 3 gol, e magari era un momento della gara in cui la tensione si poteva anche abbassare, quindi tra virgolette lo possiamo anche perdonare. E quindi non possiamo andare a buttare la croce addosso ogni volta che un portiere commette un errore. Si ha fiducia in Betters, è giusto avere fiducia. Ora avrà un'altra opportunità da dare fiducia ad Adamonis e vedremo. Mi auguro che si comporti bene, che possa insomma far bene da qui alla fine del campionato. Poi deciderà Toscano a stabilire le gerarchie. Certamente. Non era facile la palla di Betters, gli scappa davanti, il campo non era abbastanza, diciamo, tu dici il gol preso a Taranto. Il gol sicuramente è un errore, però è un errore. Vedere, visto che avevo analizzato il Taranto, ho visto anche Del Favero fare tanta difficoltà, soprattutto sulle palle che scherzavano davanti. È incappato in una giornata negativissima. Però in realtà, per quello che avevo visto prima, era secondo me uno dei portieri che sicuramente l'ha fatto vedere su quello scavetto di Inglese in cui è stato veramente bravo. Poi il resto della partita in effetti Del Favero ha fatto realmente male. Ermanno, fase di possesso, diciamo, del Potenza. Abbiamo detto di Dauria, che non è detto giochi dal primo minuto, ma che sicuramente conosciamo come giocatore. Si intende alla perfezione con un altro giocatore che invece ci sarà, che è Caturano. Sì, diciamo che fanno una giocata abbastanza codificata su palla che viene da fuori, quindi dalla fascia, per giocare dentro. Dauria e Caturano che si trovano sulla stessa linea diagonale. Qui c'è sempre un movimento di venire incontro di Dauria, già legge
legge la posizione di Caturano alle sue spalle, fa un velo, si libera lo spazio, giocata in scarico e imbucata, qui uguale, identica, quindi in un'altra situazione di gara vediamo come Caturano al contrario viene davanti, fa questo velo e poi vanno a sviluppare con dei passaggi veloci in verticale dei filtranti che liberano lo spazio. Qui invece situazione molto simile, vedi la posizione dei due attaccanti uno dietro l'altro, però in questo caso D'Auria si rende conto che il marcatore non ce l'ha dietro ma leggermente laterale, quindi decide di controllare, girarsi e calciare. Però sono delle situazioni diciamo abbastanza codificate, col primo giocatore che va incontro, guarda l'altro dietro, gli libera questa palla col velo e si va a attaccare il suo scarico per poi andare a imbucare, quindi un palla avanti, palla dietro e palla dentro, diciamo come e queste proprio di le gioco. Situazioni che andiamo a vedere anche con queste imbucate, no? Sì. Costanti che fanno in casa Potenza. Ricercano tanto l'imbucata, ricercano tanto la palla filtrante. Qui è una situazione con Latina, anche qui palla indietro, conduzione, palla avanti, quindi usano tanto questo principio di palla avanti, palla dietro e palla dentro sull'inserimento o di un esterno che si trova in zona oppure di una mezzala, hanno delle mezzali giovani che vanno spesso dentro, che attaccano lo spazio, quindi questa è una situazione codificata. Veloce, verticalizzare, l'idea è che certamente i tifosi del Catania vorranno vedere vincere il Catania, probabilmente si vedrà anche una bella partita al Massimino domani. Di questo ne sono convinto perché lo ha detto in conferenza il mister Del Giorgio, viene a Catania per i 3 punti. Sì. Non ma anche vedendo le caratteristiche delle due squadre, sicuramente il modo che hanno di giocare. Ogni qualvolta ha giocato con squadre disposte 4-3, ha fatto delle ottime partite perché riescono a sposare bene i due sistemi di gioco e il Catania riesce a pressare bene in fase di non possesso il 4-3, diventando un 3-4-1-2. Allora io vi faccio vedere la scheda, le ultime 2 schede che abbiamo lasciato a questa fase prima di tornare da Ermanno, perché vi faccio vedere la scheda di Caturano. Ne parlavamo con Federico Pellegrino, so che sto chiedendo alla regia un sacrificio perché devo andare a ripescarla perché la scaletta era un po' più avanti, e vi faccio vedere la scheda di Caturano perché poi voglio andare proprio a parlare con Ermanno dell'attaccante del Potenza. Caturano, vediamo se riusciamo a riprendere questa grafica appunto con il faro del Potenza, che è appunto il giocatore più importante Caturano. Allora no, facciamo così, la ripeschiamo subito dopo, vado da Ermanno che invece ci fa il punto, ci fa vedere perché Caturano è così importante per il Potenza. Ho scritto, ci siamo sentiti, ho detto numero 9 esatto. Di razza puro, ce sono ormai pochi come lui, 34 anni, quindi un giocatore già avanti con l'età, però è un giocatore di una qualità tecnica, di un'intelligenza e una cognitività incredibile. E la cosa che mi è piaciuto molto analizzare è quasi non tanto le giocate che fa per venire incontro, per far salire la squadra, quanto le giocate che fa dentro l'area di rigore. È un giocatore d'area di rigore, il suo habitat naturale, e si muove sempre con degli smarcamenti bidirezionali, o un dentro fuori, ecco o un qua. fuori dentro. Grazie alla nostra regia. Per Raffaele ho parlato, scusami Marco, vai. proprio più volte di Caturano. Lui l'ha allenato tanti anni, è un giocatore che ha l'arte del gol. Sì, fa lo gol vedremo fra qualsiasi. poco. Intanto vediamoci questa scheda, perché ce lo diceva anche il collega, no, da Potenza, da 3 anni è ancora sempre in doppia cifra. L'anno scorso magari ha faticato un pochettino di più ad arrivarci, quest'anno ci è arrivato ora, praticamente la scorsa giornata con il Latina. In questa stagione già 10 reti in 14 presenze, è arrivato anche a giocare in Serie B, ma in C è il suo habitat naturale, diciamo, dove da sempre ha fatto vedere grandi numeri. Ci sono dei calciatori che proprio sono di categoria e magari se vanno in altre categorie superiori un attimino sentono il salto di categoria, quindi Caturano è un top player per la Lega Pro. E allora andiamo a dare uno sguardo proprio a quest'ultimo taglio che ci fa vedere, Ermanno, proprio quelle che sono le caratteristiche di questo giocatore. E soprattutto la sua, diciamo, intelligenza nell'attaccare il pallone. Mi riferisco proprio al mister Raffaele, che ha detto il mister Breve, proprio il fatto che lui riesce a fare gol in qualsiasi modo. Analizzeremo un gol di testa, un gol di tacco, un gol di piede,
quindi riesce a fare gol, basta che si trova dentro l'area, riesce a fare gol in qualsiasi modo. Qui partiamo dall'ultimo con Latina, dove segue anche qui un piccolissimo smarcamento bidirezionale, si tira fuori, parte prima dell'avversario, usa bene il corpo, qui c'è un movimento di inganno anche del compagno che gli libera il primo palo e poi con una semplicità disarmante va a attaccare il pallone e realizza la rete. Qui invece il 2-1 contro il Potenza, guardiamo qui con quanta precisione già sa, partendo 5 metri indietro, dove va a finire il pallone. Cioè va a attaccare la zona, diciamo, chiusa del difensore e gli taglia davanti. Anche qui ottimamente fa uno smarcamento lungo corto, attacca, diciamo, la fronte dell'avversario, gli va a giocare davanti e salta anticipando i primi due appoggi diciamo del difendente. Qui invece il gol di tacco di cui parlavo prima, sì, parte anche qui con quel secondo, con quell'appoggio del piede in anticipo che gli rubano il mezzo metro dentro aria, che sappiamo benissimo dentro aria essere decisivo. Grande qualità dunque di Caturano, grande qualità che riconosce anche Toscano alla squadra avversaria di domani. Toscano che ha parlato così del Potenza oggi. Per quanto riguarda l'avversario, il Potenza, la classifica parla chiaro, sta facendo un campionato molto positivo, vengono da risultati importanti come noi, attua un'identità ben precisa e ben definita. La maggior parte delle partite le ha disputate con un 4-3-3 molto dinamico e molto fluido, una squadra che ti sollecita tanto, per come stiamo facendo noi, stiamo interpretando le gare, l'attenzione e la concentrazione deve essere alta. Sempre concentrazione alta, questo è un mood, insomma, di Toscano, ma anche di tanti allenatori nel calcio moderno che va a 1000 all'ora. Anche in Serie C, quando hai allenatori e giocatori di qualità, la concentrazione deve restare alta comunque. Sempre concentrata la nostra Anna, a cui cediamo nuovamente la linea per i messaggi da casa. Ci scrivono: ciao, sono Stefano da Ragalna. Volevo chiedere a chi è studio se secondo loro adesso Toscano si concentrerà sull'11 visto a Taranto. E ancora, vi faccio i complimenti per l'impostazione della trasmissione. Vorrei chiedere se a centrocampo vedete di più una coppia come De Rose e Sturaro o se è meglio mettere un po' di fantasia con Jimenez in determinate partite e una punta in più. E ancora, ho sentito ieri Grella durante l'incontro con la stampa. Ha detto che vuole 6 punti. Mi sembra logico, anche noi vogliamo impegno costante e risultati, ma anche dalla dirigenza con Pelligri e Grella in testa. E questo mi sembra un appello alla dirigenza del Catania, l'impegno lo devono mettere i giocatori, ma ovviamente anche i dirigenti per cercare di far salire il Catania. Gli altri due temi, quello di De Rose e Sturaro, o meglio mettere un altro po' di fantasia? Si è tornati, insomma, all'origine, quindi sì, sicuramente con questi due dighe in mezzo al campo si dà la possibilità a Jimenez e Stoppa di poter agire più sottopunta. L'11 di Taranto, credo che rientrerà Anastasio, ovviamente. La sua presenza credo non sia in discussione. E poi non c'era, poi ovviamente c'è Adamonis al posto di Beters, e poi vedremo ovviamente se sarà Lunetta, se invece farà in altro modo lo vedremo domani. Lo vedremo domani al Massimino. Ritorno da Ermanno, andiamo ad analizzare invece il Catania. Sì. Abbiamo sentito Toscano sul Potenza, il Catania che in fase di non possesso, ma soprattutto certe volte sulle palle inattive, no? A Taranto qualche limite l'ha fatto vedere, nonostante insomma forse anche il risultato influisse sulla concentrazione, visto che Toscano diceva prima Carlo, il discorso ovviamente sull'1-4, sul 3-0 è un po' più facile perdere la concentrazione. Qui vediamo un ritardo di marcatura su palla inattiva. Diciamo fortunatamente per il Catania il Taranto non cerca il secondo palo, però questo è un errore molto grave di De Rose, che non si focalizza sulla marcatura, o c'è un errore là di comunicazione, ma è subito molto bravo a riposizionarsi, ed è anche in qualche modo fortunato il Catania a non subire questa palla sul secondo palo, che poteva essere abbastanza difficile da leggere
per i rossoazzurri. Sì. Abbastanza difficile da leggere. Tu hai detto prima che magari sul tiro di Betters non era facile per anche il campo che era umido, intriso di pioggia, ma ci sono anche degli errori un po' dei difesa. È vero, l'errore evidente è quello del portiere, ma in caso l'avesse respinta la difesa come si è comportata? No, infatti il mio focus è stato principalmente basato sull'errore nella copertura, no? Perché si sa, con questi campi e in queste categorie può capitare sempre una seconda palla, un errore del portiere, una deviazione, una palla che rimane lì, e deve essere brava la difesa concentrata. Anche la seconda clip, eccola qui. Deve essere brava la difesa concentrata a lavorare su queste seconde palle. E qui vediamo come la difesa che marca zona scappa in ritardo, e qui Betters poi fa l'errore. Però se ci fosse stata una respinta, diciamo che avrebbe visto sicuramente il tap-in di uno dei giocatori posizionati lì davanti del Taranto. Che partono prima e con una postura diversa, perché è più facile correre verso la porta rispetto se sei un attaccante rispetto a se sei un difensore, se devi correre alle spalle. E quindi su questo sicuramente lavoreranno gli uomini di Toscano, perché quello che chiede lui, no? Concentrazione alta, attenzione alta dal primo minuto fino all'ultimo. Dicevi proprio della concentrazione, la situazione poi l'abbiamo vista anche sul 3-0, qualche cosa, magari qualche errore è stato fatto in chiave difensiva. Sì, era 3-0 per il Catania. Era 3-0 per il Catania, però mi ricollego a Gherardi. Qui c'è un piccolo errore di Gherardi, e non solo, su un'ipotetica, che poi questa qui è la clip giusta, e su questo cross, che tra l'altro devo dire Sturaro si assorbe bene l'inserimento del centrocampista avversario, però qui Gherardi, così come Verna, mi pare sia lui, ritardano nella copertura dello spazio sugli appoggi, sugli attaccanti rimasti dentro l'area. Anche lì l'unico che marcava era solamente, diciamo, Di Gennaro, quindi attenzione in più. Sì. Attenzione. Non ci sono dubbi, lì bisogna stare attenti, però si era sul 3-0 e quindi c'è stato un fisiologico calo di tensione. Magari è normale che succeda anche ai giocatori, ovviamente dopo, per di più una settimana certamente difficile dopo la partita con la Cavese. È arrivato il 3-0 al primo tempo e magari un calo ci poteva stare. Anna, torno da te, altri messaggi? Sì, Marco, ci scrivono: buon pomeriggio a tutti, su queste due partite prima della pausa ci dovranno fare 6 punti. Aspetta che prendo fiato. Cristian Abbonato, Curva Sud, o nel bene o nel male sarò sempre al tuo fianco, sempre Forza Catania. E ancora, buon pomeriggio. Grella ha fatto capire ieri che non ci sono soldi per il mercato e che se risolvono qualche esubero forse si farà qualcosa. Più chiaro di così. E sulle esuberi c'è un altro messaggio: un saluto a tutti in studio, potrei sapere quali sono gli esuberi? Grazie Forza Catania, da Mario. Ce ne sono un po', tanti giocatori che sono a contratto del Catania. Uno di questi se ne è parlato tanto, ad esempio Chiricò, ecco, per dirvi, se ne è parlato tantissimo. Possiamo dire la lista c'è, la lista è lunga, e quelli sono gli esuberi che devi cercare di piazzare. Mi ricollego anche all'altra domanda che diceva, appunto, Grella ha fatto capire che sì, probabilmente quello che dicevamo anche in precedenza, non puoi stare con tanti giocatori al libro paga. Ma è chiaro, è giusto, bisogna smaltirli, bisogna dare la possibilità a questi ragazzi di andare a giocare, di essere soddisfatti professionalmente, e da lì, da queste cessioni si può andare a colmare qualche lacuna della rosa. Altra situazione invece per quanto riguarda la fase offensiva del Catania, ricerca, l'abbiamo detto, imbucate per il Potenza, per filtrante, poi la stessa cosa. Sì, no? Diciamo imbucate filtrante, il discorso del filtrante è quel passaggio che supera una linea di pressione, e qui vediamo proprio una ricerca. L'ho voluta sottolineare perché è una cosa che il Catania stava perdendo nelle ultime uscite, quindi questa ricerca invece mi è piaciuta tanto. Qui su palla aperta, su palla alta, scusate, con l'inserimento di Inglese, e anche qui è bellissimo il passaggio di Jimenez, sposta dentro, vede il fuorilinea ottimo di Inglese che taglia le spalle del difensore, che guarda solamente il pallone, e passaggio perfetto e ottima chiusura di Del Favero. Qui invece una situazione simile,
e poi c'è il gol di Forti. Sì, che viene da un inserimento delle mezzale. Ecco, che poi il tema della prossima clip, soprattutto con Sturaro, no? Perché è un giocatore che per esperienza e per capacità e per caratteristiche è un giocatore che sa inserirsi, no? Sì, sa inserirsi e si inserisce sicuramente meglio e con più continuità rispetto a quello che faceva Verna, che in realtà non era nelle sue doti, e quello che faceva Giménez. Sturaro, che era una costante che avevamo analizzato nelle prime uscite, si butta sempre all'interno dell'area di rigore, sempre con i tempi giusti. Qui poi ovviamente non la riceve nuovamente, ma già il principio di entrare dentro, di attaccare lo spazio e di liberare uno spazio per il compagno sono delle chiavi di lettura che sicuramente con quest'uomo in più Toscano rimetterà in luce nelle prossime. Chi si è messo in luce da tantissime giornate è certamente Stoppa, ed è l'ultima tua chiave di lettura del Catania di queste clip. Te l'ho voluto inserire perché ne avevamo parlato quando abbiamo analizzato il Taranto, che effettivamente avevano sempre questi spazi tra le linee dove un giocatore poteva ballare lì in mezzo. Stoppa l'ha fatto benissimo. Prima abbiamo visto delle imbucate, dei filtranti un inserimento che ha fatto per poi il gol di Inglese. Qui vediamo come al terzo minuto si fa trovare benissimo tra le linee, e poi lui, l'abbiamo detto prima, è una delle caratteristiche dei riferimenti offensivi del Catania, così come quelli del Potenza, l'1 contro 1, il dribbling nello stretto che gli permette di giocare. L'unica cosa, il Potenza, ricordiamoci, come ha detto il mister, a Felipe, centrocampista brasiliano, spagnolo-brasiliano, che invece su quella zona là, secondo me, marcherà a uomo Stoppa e limiterà questi smarcamenti tra le linee. Sì, certo, è un giocatore molto dinamico, bravo tatticamente, che sa posizionarsi in mezzo ai due difensori centrali per andare al raddoppio sia di Inglese sia di Giménez che di Stoppa, appunto, quindi cercherà di limitarli. Noi non andiamo invece al raddoppio, ci fermiamo, ci prendiamo una piccola pausa, non raddoppiamo, triplicheremo invece fra poco con la terza parte di preview, entreremo nel vivo invece della situazione a Messina, sempre ingarbugliata, e a Trapani con tanti cambiamenti che ovviamente sapete. A fra poco. Terza parte della nostra preview, io direi di andare subito da Francesco Triolo per la situazione in casa Messina. Francesco, buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Oggi sei dall'auto, piove? Piove a Messina. Piove, ecco, appunto, allora, abbiamo capito, non potevi fare quella con vista stretto, diciamo, dalla posizione vista stretto. Francesco... Oggi non ti ho potuto deliziare. Francesco, senti, situazione in casa Messina, che aveva perso Pavone, che è andato a Trapani, poi ne parleremo con Franco, ma qual è la situazione prima societaria? Perché sembra sempre che si muova qualcosa e poi invece dici tu. E poi invece sembra che sarà proprio il presidente Pietro Sciotto a mantenere gli impegni economici la prossima settimana, che invece si pensava dovessero essere poi a carico della nuova società. La nuova società di Invest non ha fatto quei passi che doveva fare formalmente dopo la stipula del preliminare, e quindi in questo momento c'è una situazione di stand-by, perché non c'era un termine perentorio, ma è chiaro che il presidente Sciotto si aspettava che questi potessero definire tutto entro breve termine. Così non è stato, così il Messina ha perso naturalmente Pavone, come già avevamo detto anche la settimana scorsa, non ha un direttore generale, in questo momento non ha un direttore sportivo, ha un allenatore in silenzio da mesi ormai, che sembra stia aspettando solo di essere licenziato, e in tutto questo deve riorganizzarsi anche in chiave mercato. Senti, senza squadra... trascurare che c'è il campo. Esatto, senti, squadra che è partita da poco, no? Da qualche ora dall'aeroporto di Catania, no? Sì. per arrivare a Biella per la partita con la Juve. È la trasferta più lunga, la trasferta più naturalmente costosa, perché è tutta in aereo, non si può andare in pullman né in treno, e quindi si è partiti intorno alle 13:30, se non vado errato, da Catania per Torino,
per affrontare Juventus Next Gen, una squadra che è stata che si è rinvigorita dopo l'arrivo di Brambilla in panchina, che si trova nelle zone basse della classifica. È uno scontro diretto, perché in caso di sconfitta il Messina si vedrebbe scavalcato proprio dalla Juventus. Questo ti fa capire anche qual è perché, cioè il valore, il peso specifico, l'importanza della partita di domani pomeriggio. Formazione probabile di Modica per la partita di domani. Formazione, andiamo sul 3-5-2 delle ultime settimane, quindi con Manetta, Marina e Rizzo, o Lia sulla linea di centrocampo, Ifrisenna, Petrucci e Garofalo. C'è l'ipotesi Anselmo anche al posto di Petrucci, come Morleo a sinistra, anche qui in ballottaggio con Ortisi. In attacco dovrebbero giocare Petrungaro e Anatriello, che sono i due giocatori che in finale hanno dato maggiori garanzie. Francesco, grazie, Grazie a voi. Buon viaggio dovunque tu non stai andando a Biella in macchina, no? No, eventualmente in aereo, no? Ah, certo, giusto, è vero, è vero. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Ciao a te. Allora, invece adesso ci colleghiamo, ecco, lo vedo già pronto col nostro Franco Cammarasana. Ciao Franco, buon pomeriggio. Allora Franco, ciao, buon pomeriggio. A Messina stentano a cambiare le cose, a Trapani cambia tutto, sarà anche perché Antonini, lo sappiamo, è un vulcano sotto questo punto di vista, però esatto. Arriva il nuovo direttore sportivo che è Pavone, arriva il nuovo allenatore che è un personaggio come Capuano, fra parentesi. Assolutamente sì. E dunque che cosa... Dell'arrivo di Pavone se ne parlava da giorni. Una autentica sorpresa invece l'arrivo di Eziolino Capuano. Fra l'altro si erano fatti diversi nomi in questi ultimi giorni di possibili allenatori in pectore per venire a Trapani, invece poi all'improvviso è spuntato il nome di Eziolino Capuano. Fra l'altro è un ritorno, perché lui è stato a Trapani nella stagione 99-2000, molti anni fa, però un allenatore che è rimasto un pochino nel cuore dei tifosi. Allora anche se il campionato, la stagione fu molto travagliata, però diciamo che lui si spese molto per questa squadra, che poi concluse il campionato con un manipolo di giovani. Senti, Franco, so che parleranno tutte e due domenica, giusto? Dopo esatto. la partita. Ma è trapelata qualcosa dal primo allenamento, il modo di guidare la squadra di Capuano? Che cosa è venuto fuori? Gli unici allenamenti fatti da Capuano sono stati a porte chiuse, però si conosce perfettamente come gioca Capuano. Il modulo è il 3-5-2, praticamente è lo stesso modulo adottato da Totò Aronica nelle ultime partite. Io ritengo che contro la Casertana, che fra l'altro è una squadra che reduce dalla vittoria a sorpresa di Crotone per 3-2, fra l'altro una squadra che è reduce da 7 risultati utili consecutivi, una vittoria e 6 pareggi. Fra l'altro è la squadra che subisce poco, non fa molti gol ma subisce poco, è la squadra che ha fatto 11 pareggi. Nessun'altra squadra oltre alla propria patria ha pareggiato tanto durante questo inizio di stagione, durante questa prima parte di stagione. Non sarà una partita sicuramente facile. Io ritengo che Capuano un pochino metterà in campo una formazione simile a quella che ha giocato contro il Benevento, un risultato favorevole alla capolista, anche perché il Trapani in quella partita non è che poi abbia giocato granché male, insomma. Andiamo a vederla Franco, quella che è la probabile formazione schierata da Capuano. Magari non è facilissimo anche per te ricostruirla, perché chiaramente l'allenatore è appena arrivato, però andiamo a guardare quello che hai pensato per la probabile del Trapani. Esatto. Segolin ovviamente in porta, poi i 3 difensori, Celiento, ecco Malomo che fra l'altro è uscito anzitempo nel corso della partita col Benevento. Si dice però che si è ripreso, quindi dovrebbe essere in campo. Qualora non ce la faccia, chiaramente i sostituti possibili sono o il capitano Sabatino oppure Gelli, che è quello che ha sostituito Malomo durante la partita con il
il Benevento. E poi Silvestri, il terzo difensore centrale. Il centrocampo non dovrebbe essere variato, con Ciotti, Canotè, Carriero, Carraro oppure Crimi. Chissà, magari Capuano volesse affidarsi a un giocatore di maggiore esperienza, e poi Benedetti sulla sinistra, sicuramente confermatissimo, anche perché è stato alle sue dipendenze. E poi in avanti ovviamente Lescano e Canotè, che ha fatto anche bene contro il Benevento. Al posto di Canotè potrebbe essere scelto, visto che si tratta di una partita fuori casa, quindi magari il Trapani giocherà di più in contropiede, potrebbe essere anche scelto Fall. Si pensava a un recupero di Zuppel, il centravanti, che però ancora non è pronto, da affiancare a Lescano. Chiaramente probabilmente sarà pronto per la prossima partita, non per mercoledì sicuramente, perché il Trapani mercoledì sarà impegnato ad Arezzo nei quarti di finale di Coppa Italia e gara unica, quindi o dentro o fuori, mentre è sicuramente a disposizione Udò, l'altro attaccante che ha recuperato dall'infortunio e che già era in panchina sabato contro il Benevento. Grazie Per il resto Franco. non credo che ci siano tante novità. Grazie Franco, un saluto e alla prossima. Ciao Franco Camarasana, buon pomeriggio. Noi Anche a voi. Noi ci fermiamo adesso e andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo per vedere invece le probabili della partita di domani al Massimino. A fra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra preview, e vado subito da Anna per gli ultimi messaggi da casa. Anna. Messaggio da Enzo da Priolo Gargallo. Il Catania, da ora in poi, volente o nolente, è condannato a vincere sempre. Speriamo che lo capisca chi va in campo. Invece Antonio 64 ci scrive: buon pomeriggio, domani il Benevento perderà in casa con il Giuliano. Il Catania, se farà la sua parte, si metterà a 6 punti. Speriamo che abbia ragione questo nostro ascoltatore, telespettatore, fra il fatto che deve vincere sempre, insomma, sempre un po'. Non sarà semplice. Non sarà che semplice, il non è Giuliano neanche possa tanto vincere a possibile. Benevento. Il Giuliano è una squadra che fuori casa si esprime molto bene, ci potrebbe anche stare. Ci potrebbe pure stare. Deve essere chiaramente di buon auspicio. Ma intanto il Catania deve pensare alla partita di domani, che è la partita con il Potenza. Allora andiamo a vedere quella che può essere la probabile dei rossazzurri. Abbiamo confermato Sturare De Rossi a centrocampo, abbiamo messo Lunetta a sinistra perché crediamo che Castellini non giochi dall'inizio, almeno sentendo anche le parole di Toscano oggi. In quel caso Anastasio andrebbe braccetto. Se Castellini invece alla fine ce la dovesse fare, Anastasio potrebbe giocare anche lì da esterno. Ti posso dire la mia? La tua, vai. Secondo me giocherà Quaini nel terzetto difensivo. Anastasio giocherà a sinistra, Lunetta se lo riserva per dopo, per l'ultimo assalto. Per l'ultimo assalto può essere, secondo me. Anche questa può essere una soluzione. Poi abbiamo visto Adamonis e ovviamente il trio là davanti. Andiamo a vedere il Potenza. Anche in questo caso c'è un bel trio, chiaramente, per la squadra lucana. Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo detto di Dauria. Hanno sbagliato nella grafica 3-5-2 e 4-3. È vero. Daremo la tua reprimenda a chi fa le grafiche. 4-3-3. Comunque lo vediamo in campo, però, che è un 4-3-3 con Schimmenti e Dauria, appunto, che si giocano il posto, e poi la squadra come l'abbiamo disegnata e come ce l'ha disegnata anche il collega da Potenza. Andiamo a vedere invece quelli che saranno gli arbitri della sfida del Massimino, con il direttore di gara che adesso vedremo, è Gavini di Aprilia, e poi ci sono i due assistenti, Linari, non lo so onestamente, e il Russo, e poi Iannello di Messina, che è il quarto ufficiale. Non so se è il caso, Anna, se abbiamo altri messaggi da casa li leggiamo, se no io ne approfitto, ti saluto adesso. Facciamo così? Va bene, allora noi ci rivediamo venerdì prossimo. Brava. No, giusto, continua.
Puoi continuare. Venerdì prossimo, sempre alle 14. Sempre alle 14.30, appuntamento fisso. Appuntamento fisso con preview e con la nostra Anna. Io al prossimo appuntamento aspetto ovviamente anche voi, caro Carlo. Grazie Marco. Ultimo appuntamento per di più dell'anno, perché c'è l'ultima partita di campionato contro il Sorrento. Grazie ancora. Grazie a te ancora Marco e buon pomeriggio a tutti. A Carlo Breve, e grazie ancora al nostro mago della tattica oggi, insomma, con una mise perfetta, Ermanno Florio. Ciao Ermanno, buon pomeriggio anche a te. Allora, ricordiamo gli appuntamenti: domani diretta stadio a partire dalle 17 con Alberto Cigalini in conduzione, con tutti i nostri ospiti. Ovviamente vi terremo compagnia fino alle interviste del post gara, dunque 3 ore live con noi, e poi da lunedì ritorniamo con i consueti appuntamenti, con anteprima corner, con corner e con la telecronaca registrata della partita. Noi, come ha detto benissimo Anna, ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao.